Buonasera, bentrovati. Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Oggi, 1° agosto, e ovviamente prima delle vacanze, era opportuno e giusto avere il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Buonasera, sindaco. Buonasera a lei, Anche tutti i perché suoi spettatori. ieri ovviamente ha firmato una cosa molto importante per una città che tutti i padovani attendevano da molti anni. Parleremo di questo e di tantissime altre cose. Vabbè, allora ovvio iniziamo dall'ospedale. Finalmente sta diatriba, si firma, non si firma, Zaia che la provocava scherzosamente o meno, insomma, lei che è sempre stato invece di parola è riuscito nell'intento che nessuno mai prima era riuscito, questo bisogna riconoscerlo. Aggiungo, l'opposizione dice è merito anche nostro, per carità di Dio sarà merito di tutti, però l'importante era firmare quel pezzo di carta. Non è un problema di che il merito. Il vantaggio che abbiamo è che finalmente non si parla più quando sarà l'ospedale, dove sarà, ma il tempo quando sarà fatto l'ospedale, per cui è una cosa molto positiva. È stato concluso in un anno e qualcosa. So che Zaia ieri diceva che sono 22 anni che se ne parlava, che finalmente si è arrivata a una decisione, per cui devo dire, Zaia è vero che mi punzecchiava, è molto bravo rispetto al sottoscritto, però ho mantenuto quello che avevo detto prima delle vacanze di Natale facciamo la prima parte, prima delle vacanze estive la seconda parte. Ci siamo riusciti a tutti assieme. È vero che una parte è anche quella dell'amministrazione precedente, Padova Est è rimasta integrale, la differenza è un'altra, che noi non abbiamo badato solo a Padova Est, abbiamo badato anche alla parte di via Giustiniani. Ricordo che saranno 2 ospedali, uno a Padova Est e uno a via Giustiniani. Anche prima era così un po' meno posti al Giustiniani. Però sono stati giusto? definiti 900 posti da una parte e 900 posti dall'altra. Però in compenso, quando sarà ristrutturato il tutto in via Giustiniani, il terreno diventerà proprietà comunale. Verrà bonificato a spese della regione, circa 50 milioni di euro. Faremo il Parco delle Mura. Sarà una cosa molto, molto bella alla fine. Certo. Per cui nessun buco nero. A Padova 2 ospedali, 900 più 900, a me non interessa di chi è il merito, se è della prima amministrazione, della seconda, della terza, a me interessa che Padova abbia l'ospedale, questo per me è importante. Guardi, sindaco, se Claudio in regia vi ripropone le immagini, c'era il mondo ieri a Palazzo Balbi, tra i giornalisti, la carta stampata, le emittenti televisive, ma anche gli assessori, i consiglieri comunali, regionali, insomma, guarda che roba, era davvero una cosa... Veramente, è una notizia importante, è una cosa, abbiamo realizzato tutti assieme una cosa importante. È bello riuscire a arrivare alle cose, anche Luca Zaia è molto bravo, era contento anche lui perché ha detto finalmente abbiamo messo una pietra definitiva, non c'è un problema economico, l'ha riprecisato ieri, non c'è nessun progetto di finanza, possono chiedere finanziamento allo Stato, alla BEI, per cui c'è tranquillità assoluta, 600 milioni di euro il governatore ha detto non è un problema. Preciso che noi dovremo consegnare il terreno entro novembre, come da contratto, ma siamo già disponibili a darlo domani, stiamo solo aspettando la Regione che svolga i suoi compiti. Ecco perché bisogna attendere a novembre per... È un problema burocratico della Regione, per quanto ci riguarda come disponibilità del Comune, noi possiamo darla a fine agosto, settembre, Quindi, quando vogliono loro. Quella di ieri è stato un preliminare a tutti gli effetti? No, il preliminare del terreno sarà fatto con un notaio a fine agosto, settembre, ottobre, quando vogliono loro, sta a loro. Sì, però diciamo che... a tutti gli effetti l'ospedale, quando è stato votato al Consiglio Comunale... Ma perché secondo lei, Giordani, tanti erano scettici? Ecco, stiamo vedendo le aree della nuova zona dell'ospedale. Perché fosse, era 22 anni che aspettavano, nessuno ci credeva più. Io ero sempre tranquillo, ho sempre fiducia degli altri, avevo fiducia delle banche, degli investitori privati. Alla fine tutti hanno fatto il loro dovere in termini corretto, non posso dire nulla, sono stati tutti molto bravi. Anche l'opposizione se vogliamo, perché alla fine abbiamo quasi tutti quanti votato a favore, per cui
non è importante chi è stato, è importante aver firmato. Ecco, una domanda però mi preme a farla, perché inizialmente nella campagna elettorale per candidare sindaco la sua parte diceva non faremo mai l'ospedale a Padova Est, invece poi l'ha fatto? È vero, anch'io ero convinto, ero straconvinto che si potesse fare in via Giustiniani, però poi mi sono reso conto, parlando dopo le elezioni, ovviamente parlando in termini tecnici, che non saremmo mai usciti dal problema. L'alternativa era discutere altri 5 anni, cioè il mandato, per dire si fa Padova Ovest, Padova Est, si fa il centro. Io penso che la gente sia stanca di sentire in continuazione queste cose. La gente ha bisogno di fatti concreti. Per cui con la mia maggioranza ci siamo messi d'accordo. Io la interrompo, le chiedo scusa, la interrompo, però mi è dovuto. Nel senso, lei la difficoltà maggiore l'ha avuta nel convincere la parte della maggioranza, mi sembra di capire, oppure no? No, sono stati... Cioè perché tanti della parte di coalizione volevano mai l'ospedale in via sul Giustiniani. Ma anch'io. Alla fine abbiamo ragionato tutti assieme come si fa. Abbiamo detto, discutiamo altri 5 anni oppure facciamo qualcosa di concreto. Abbiamo fatto qualcosa di concreto. In un anno abbiamo definito l'ospedale. Alla fine cosa conta? I fatti. Questo mi interessa a me. Abbiamo definito l'ospedale. Non si parla più di dove si farà l'ospedale. È chiaro, si farà Padova Est, via Giustiniani. Si parla solo di quando. E l'amministrazione comunale, come ho precisato ieri in conferenza stampa con il governatore Zaia, sarà al fianco della regione per espletare tutti i problemi che si possono creare. Non c'è il concetto di dire adesso il cerino ce l'ha la regione, assolutamente. Sarà piena collaborazione da parte nostra per far sì che i tempi siano più corti possibile. Perché però la parte economica rispetta... La parte economica e progettuale spetta alla regione, assolutamente. Però mi sembra che sto solo dicendo che la parte burocratica, per quel che ci spetta, daremo il massimo della collaborazione. Come è stato da parte della regione in questo anno, ha sempre collaborato con noi, la sanità, il direttore Flor, Zaia ogni tanto, essendo molto più capace del sottoscritto, ogni tanto mi punzecchiava per accelerare, però ho mantenuto quello che avevo detto, prima delle vacanze estive sarà finito tutto. La maggior parte dei cronisti ieri era una domanda precisa al governatore e gli hanno chiesto, vabbè, adesso in dialetto veneto, che poi piace molto parlare di dialetto veneto a Zaia, i soldi ci sono, e lui ha risposto non preoccupatevi, l'unica cosa che di sicuro ci sono i soldi, mi preoccupa la burocrazia e i tempi di realizzo. È vero, i soldi me l'ha garantito anche a me, non c'è nessun progetto di finanza, non è un problema, ha detto i soldi sotto l'aspetto BEI, sotto l'aspetto mutui, la regione non ha problemi, ha già 150 milioni già in cassa, per cui non c'è problema. Sarà ristrutturato via Giustiniani, alla fine via Giustiniani presumo che sarà la pediatria, l'ospedale, dietro l'ospedale della mamma sarà il policlinico, è pressoché nuovo perché è stato tutto ristrutturato, è costato moltissimo. Gallucci è a posto, verrà fatto un'altra torre. Proprio stamattina ci è arrivato il comunicato di Gallucci che ha fatto il primo intervento a cuore aperto, quindi una cosa straordinaria, quindi proprio una notizia fresca che domani i nostri ascoltatori la potranno leggere anche sui giornali, e anche sul nostro telegiornale perché c'è stato il servizio. Cosa molto importante, il Gallucci è ancora all'avanguardia non solo sotto l'aspetto medico ma anche sotto l'aspetto delle strutture. Verrà fatto una torre in cui sarà il pronto soccorso nuovo, ci sarà l'eliporto e più il Parco delle Mura. Dall'altra parte sarà l'ospedale d'eccellenza. Tutte queste cose aspettano come decisione finale alla Regione, sia la parte progettuale che la parte di scelte. Senta, Ovviamente interpellando l'Università di Padova, questo è chiaro, però decisione finale è sempre della Regione. Senta, Padova è molto coperta perché ora ci sarà il polo ospedaliero via Giustiniani, il nuovo polo ospedaliero universitario a Padova Est, poi c'è il Sant'Antonio, poi c'è lo IOV, il vecchio Busonera. Lo IOV torna a Padova? Poi c'è, esatto, tornerà a Padova, poi c'è il Busonera, praticamente l'ospedale dei Colli. E Padova a livello di sanità è ben garantita, mi sembra, quando l'operazione sarà conclusa, Sindaco. La Regione ha previsto, Sanità regionale ha previsto 3 anni di documentazione e 7 anni di intervento, per cui tra 10 anni.
tra 10 anni sarà definito anche Sant'Antonio. Oggi nessuno l'ha definito, oggi è un ospedale e come tale andrà avanti. Tra 10 anni qualcuno definirà. No, ma io dicevo tutto il polo ospedaliero della sanità di Padova, tra lo IOV, la Città della Speranza. Ricordo che noi abbiamo una grande classe medica, abbiamo una grande sanità. Che un po' stava andando via. No, non è vero. Questi sono giudizi che ci facciamo noi. Ci piace farci male. Siamo incredibili a Padova, siamo sempre autolesionisti, non siamo bravi, non siamo capaci, siamo sempre indietro. Col cavolo, noi, Padova è una grande città, dobbiamo metterci in testa tutti quanti, dobbiamo essere orgogliosi, qua funziona tutto, non ci rendiamo nemmeno tanto conto di quanto è forte Padova in tutti i campi, sotto l'aspetto sportivo, sotto l'aspetto medico, sotto l'aspetto civiltà, educazione, storico, alimentare, enogastronomico. Padova, ma lo dico perché sono sindaco, uno che ha la fortuna di essere nato a Padova, di essere orgoglioso di essere un cittadino padovano. Ma non le ho detto questo. A me interessava dire questo. Ho capito che voleva dire questo. Le ho detto semplicemente che molti medici che sono per ovvi motivi di sanità veneta sono andati a Verona. Ma altrettanti sono venuti da Bologna a Padova. Certo, non c'è. Certo. Abbiamo la fortuna di avere un rettore molto bravo e, tra virgolette, importa eccellenze mediche. Non vediamolo sempre come cose negative. Porta a casa personaggi sotto l'aspetto medico importanti. Non parlavo dell'azienda ospedaliera. Io parlo della sanità veneta, che è quello che mi interessa. Lei cerca di sviare. No, la sanità veneta, io ne ho fatto le spese, abbiamo persone eccezionali, sotto tutti gli aspetti. Per cui uno gira l'Europa, ma siamo a livello europeo come sanità. Bisogna rendersene conto, le strutture non sono a livello europeo. È per questo che la nostra battaglia, e la personale mia, è bisogna avere l'ospedale, perché si rischia di perdere la classe medica importante. È per quello che serve l'ospedale. È la domanda che le ho fatto io un attimo fa. No, l'avevo capita. Voluto fare un ragionamento diverso. È molto diverso, perché però bisogna, Padova deve smettere di farsi male. Non siamo qua, non siamo là, ma stiamo scherzando. Siamo Padova, siamo una grande città, siamo una città europea e sempre di più lo diventerà. Ma non perché sono io, perché è naturale che Padova diventi una grande città, perché non siamo una città provinciale, assolutamente, è vero, 220.000 abitanti, ma coi comuni con territorio, siamo 500.000, siamo una città importante e questa è la città nostra, la realtà, per carità, poi c'è Rubano, Selvazzano, questo e l'altro, ma siamo una realtà importante e come tale dobbiamo essere orgogliosi e lavorare perché diventi Padova sempre più importante e ha tutte le possibilità e prospettive, di questo sono convinto. Bene, sono d'accordo con lei, era una mia domanda ora semplicemente che proprio in virtù di quello che ha firmato ieri la sanità a Padova diventerà ancora più eccellente. Certamente sì. Era un complimento che volevo farle finalmente dopo l'operazione di ieri. Noi proprio questa mattina siamo andati nella zona di San Lazzaro e vicinanze per chiedere agli abitanti della zona come vedono il futuro appunto della zona San Lazzaro con la crescita di questo ospedale. Andiamo a sentire cosa ci dicono. San Lazzaro sarà presto trasformata dalla realizzazione di un nuovo ospedale. Più problematiche o più punti a favore per la realizzazione appunto di questa nuova struttura? Beh, francamente più a favore perché comunque io non credo che il quartiere sarà invaso dal traffico, cioè usciranno dalla tangenziale, arriveranno da qui alla rotatoria direttamente, arrivano all'ospedale, quindi sarà toccata marginalmente insomma quest'area. Quindi nessun allarmismo del tipo troppe macchine, un traffico aumentato? Ma francamente no, cioè mi sembra un eccessivo terrorismo. Non è mai stato interpellato nessun parere anche in base a come modificare la viabilità, se va bene o meno, anche perché qua ci sono tanti abitanti e alla fine anche noi abitiamo in questa strada qui, non ci è chiesto nessun parere su come verrà fatta o se verrà fatta a senso unico, doppio senso, noi non sappiamo neanche dove mettere le macchine, non c'è un parcheggio né niente alla fine. No, credo ci saranno particolari problemi, anche ho visto dal progetto che dovrebbe esserci un potenziamento della viabilità, quindi per me può essere solo che positivo. Un ospedale è sempre un servizio, per cui è sempre una cosa bella, valida e ottima. Come sarà però adesso la circolazione qui non ne ho la più pallida idea.
però sono favorevole. Inizio a vedere qualche piccolo cambiamento qua in quartiere, però forse le informazioni scarseggiano o non sono evidenti ancora quantomeno per gli abitanti di San Lazzaro. Io la vedo bene, speriamo nel bene. So che non chiudono, verrà rinnovato l'altro. Va benissimo, speriamo nel bene e soprattutto che vadano avanti i lavori. Va bene a tutti un ospedale, stai un po' male, vai all'ospedale qua vicino. Non importa che ci sono tanti, importa che non si fa tanti casi, non si fa tanti, all'ospedale ce ne abbiamo bisogno. Io penso che la costruzione del nuovo ospedale qui a San Lazzaro sia anche un'opportunità per noi giovani, perché saranno molte persone, molti giovani, molti ragazzi magari che stanno studiando medicina e quindi sarà comunque una nuova opportunità per darci spazio anche a noi. Allora, Sindaco Giordani, da queste interviste sono abbastanza sufficienti per farsi un'idea. Una volta dicevano, ma a far costruire l'ospedale a San Lazzaro c'è l'Ikea, c'è il palazzo, c'è il palazzetto dello sport, il traffico diventerà, mi scusi la parola, un casino. Invece mi sembra che tutti gli abitanti siano molto contenti di quello che avverrà. Cioè mi sembra che... Ascoltando il servizio sembra ci sia solo un ospedale, ricordo sono 2 gli ospedali, sì, vabbè, l'ennesima volta, sono 2, 900 più 900. Sì, ma parlavamo dell'ospedale. Secondo, viabilità, è già iniziata l'Arco di Giano, per cui la viabilità No, cambierà. parlavano che la zona sono contenti che ci sia... Sì, ma dico, la viabilità migliorerà ulteriormente, anche questo, l'Arco No, ma di Giano è inizialmente c'era anche questo problema, sì, c'è il problema della viabilità, il problema della zona industriale, il problema dell'Ikea, il problema dell'autostrada. I problemi ci sono sempre. Dopo è chiaro che noi abbiamo un problema di traffico a Padova, questo è chiaro. La viabilità, parlo di traffico, purtroppo siamo tanti, sono delle zone critiche. Una delle cose che mi piacerebbe pensare, proseguo col vice sindaco, migliorare la viabilità di Padova. Siamo in difficoltà, non lo nego, sono molte cose, le tangenziali sono diventate in centro. Sarà un argomento dei prossimi anni. Perfetto. Bisogna risolvere. Allora, poi abbiamo fatto un servizio perché l'ho posticipato dopo l'idea della gente, perché lì sorgerà il nuovo ospedale e poi cosa sorgerà? Allora Elisabetta Corazza in questo servizio ci spiega cosa sorgerà oltre all'ospedale nella zona San Lazzaro. Ascoltiamo. Solo un nuovo ospedale, la zona San Lazzaro dietro il Net Center e la Chioene Arena è destinata a cambiare anche con la realizzazione di grattacieli previsti con la variante al piano urbanistico attuativo denominato IR2, recepito dalla giunta di Palazzo Moroni, che di per sé non ha fatto altro che confermare quanto pattuito dal precedente sindaco Massimo Bitonci con il curatore fallimentare del consorzio di urbanizzazione Quadrante Nord-Est, proprietario dell'area in parte ceduta al comune, ovvero la variante al PUA adottata dalla Giunta il 5 luglio 2016. La cessione gratuita dei 140.000 m² di terreno al Comune ha infatti comportato in cambio per i proprietari la massima libertà di destinazione urbanistica sui 120.000 m² mantenuti e previsti dal piano di lottizzazione. Potranno quindi realizzarvi il progetto che prevede 3 grattacieli, di cui il più alto di 86 metri e gli altri di 64 metri, a destinazione alberghiera e di servizi, senza alcun limite d'uso imposto. Nuova cementificazione quindi in vista, almeno sulla carta, per l'ormai unica vasta area verde del quartiere. Tutto giusto? Tutto vero. È stato, scherzavamo durante il consiglio anche con Massimo Bitonci, dicendo il tuo, il mio, il suo, di lui, di lei, tutta questa storia qua. Certo. Al di là, è vero, ho mantenuto la parte parziale di Padova Est che è stata fatta, per cui non è stato cambiato una virgola, pari pari. No, certo, ma lì saranno costruiti, quindi davvero sarà cementificato tutta quella zona lì praticamente. Sarà edificato, più che cementificato, un termine più simpatico. Edificato. Dopo è da vedere cosa faranno. Il mondo è cambiato negli ultimi anni, sono tanti. PP1, faccio un esempio, dovrebbero essere costruiti 175.000 metri cubi, nessuno ha voglia di costruire 170.000 metri cubi. Però si avvicina a una zona ospedaliera che ha bisogno delle camere per dormire, dei medici. Dico, è cambiato il mondo sotto questo aspetto. Vedranno loro, sono gli investitori privati, per cui è vero, tutto vero. Dunque staremo a vedere che quello che accadrà, quello che succederà nella zona per quanto riguarda la parte... Devo dire che i privati sono stati collaborativi, come sono state collaborative le banche, hanno collaborato,
per cui da parte dell'amministrazione comunale, non solo per loro, ma per quanto riguarda tutti gli investimenti Padova, il PP1, l'IFIP, tutte le cose, cioè porte aperte sempre salvaguardando ovviamente la città nei suoi interessi, ma non possiamo avere buchi neri di una tale entità, parlo precisamente PP1 o qualsiasi altro posto. Ecco, l'ultima per quanto riguarda l'ospedale, Sindaco, ovviamente voi adesso osserverete quello che la Regione farà, collaborerete con loro ovviamente. Al 100%. E quindi le idee arriveranno tutte dalla Regione oppure avranno anche un ragionamento in un tavolo, una discussione con università, comune, Regione, per via di quello che farete? Ripeto, l'ultima parola spetta alla Regione, sia sotto l'aspetto progettuale, sotto l'aspetto economico. Non c'è ombra di dubbio. Ascolteranno sicuramente l'università, perché sotto l'aspetto medico ha qualcosa da dire. Non siamo interessati in prima persona, non saranno interessati a noi, però sederemo anche noi al tavolo per ovvi motivi. A noi spetta la viabilità, spettano altre cose, per cui è chiaro che si lavora sempre in team. È la cosa più facile lavorare tutti in gruppo, perché siamo riusciti con pizzico di fortuna, abbiamo fatto tante cose in quest'anno, perché stiamo lavorando insieme con le istituzioni, con tutti quanti, senza nessun problema, in accordo totale, e si fanno le cose. L'importante è avere l'obiettivo di fare le cose per Padova. Secondo me certo, invece avete anche ovviamente messo a disposizione dei soldi per i giardini dell'Arena, per altre zone della città. Altra cosa molto importante. Ci stiamo la sicurezza stiamo investendo molto, sia nei quartieri come iniziative, perché sono convinto che più che un poliziotto serve che il quartiere sia vivo, che gli abitanti si riappropriino del territorio, per cui iniziative musicali, economiche, folcloristiche, manifestazioni, negozi aperti. Abbiamo detto togliamo un anno di tasse per chi riapre i negozi. Una luce accesa fa molto di più. Domani probabilmente definiremo l'Arcelli in maniera definitiva, partiremo a novembre con i lavori, tutto a LED. Ci saranno 2 anni, 2 anni e mezzo, faremo tutta la città. Vuol dire... Così tanto tempo ci vuole per fare cambiare le lampadine? No, non è solo lampadine, non è solo usare le lampadine. Io ho semplificato il concetto. 2 anni, 2 anni e mezzo ci vogliono bisogna scavare, bisogna mettere pali, è molto complicata la faccenda. Non vogliamo nemmeno devastare la città, perché dopo alla fine i cittadini si arrabbiano giustamente. Ma l'illuminazione è importante, sono tutte cose secondo me che valgono per la sicurezza, oltre alle telecamere, ovviamente i carabinieri, forze dell'ordine, polizia, finanza, tutti. Certo, e voi avete stanziato parecchi soldini appunto perché vi sono arrivati dallo Stato per sistemare certi luoghi di Padova e lo state facendo. Però andiamo con ordine, perché un altro fatto grave è successo sabato 21 luglio qui a Padova, è venuto un nubifragio che ha distrutto la città. Sabato o domenica? Sabato e domenica. Ecco, com'è la situazione, Sindaco, per quelli, so che il Comune ha messo a disposizione la possibilità di avere un rimborso per chi dimostrerà dei danni subiti, certificati non il Comune. Sì, tramite il Comune, poi il Comune si rivolgerà allo Stato, chiederà ovviamente... Ci è andato il governatore, intanto lo ringrazio, per aver fatto stato di crisi. Noi abbiamo 30 giorni per raccogliere istanze dei cittadini, dopodiché le trasmettiamo in Regione, la Regione la trasmette allo Stato. So che più o meno il rimborso dovrebbe essere, perché non dipende da noi, dipende dallo Stato e nemmeno dalla Regione, dal 50 al 75%. Abbiamo già fatto un calcolo sommario per quanto riguarda i nostri danni, come Comune sono circa 2 milioni e 3, vado a memoria, 2 milioni e mezzo, tanti soldi. In particolare le alberature. Vedere Piazza Capitaniato mi ha fatto male il cuore proprio vedere, era un albero che aveva 180 anni, 180 anni, ma spezzato in due. La domanda è stato proprio il tempo oppure degli alberi? Le faccio una domanda che non ne sono a conoscenza, non so se... sono proprio alberi che sono vecchi, che non hanno radici, per quale motivo cadono quegli alberi? Questo è stato spezzato proprio in due. La settimana antecedente al Fortunale erano stati proprio verificati, parlo di Piazza Capitaniato, ed erano a posto.
purtroppo quando ha tanti... È stata una cosa strana, anche perché il vento ha raggiunto mediamente i 60 km/h, ma sono state punte da 110 all'ora la velocità del vento. Per cui probabilmente, essendo anche Piazza Capitanato molto protetta, forse ha preso il vento una direzione precisa, ha spezzato un albero che era un patrimonio nazionale non di Padova. Peccato, però... Sì, qualcuno che non mi è piaciuto, però non per difenderla, ma però mi sembra un dovere di cronaca, qualcuno dell'opposizione ha scritto, ha detto che è colpa anche del sindaco, anche quello. Però voglio dire, delle volte ci vuole anche un po' di... il sindaco avrà delle colpe, ma sicuramente non quella del... ma sappiamo perfettamente, noi abbiamo un metodo comunale che ci dice quando succedono le cose. Non è che posso mettere un ombrello sopra la città o impedire il vento. Stiamo attenti a tutto, specialmente anche quando succede, ma queste precipitazioni non fanno parte della normalità. Purtroppo dobbiamo abituarci a questo clima, perché parlavamo con Zaia, questo è il quarto che viene nel Veneto. Ecco, ma ci sono zone, le faccio un esempio, Via dei Colli, che è una zona molto purtroppo sfortunata, ogni volta che c'è un acquazzone anche non di questa entità, Via dei Colli proprio si allaga completamente la strada che va a Brusegana, tanto per capirci. Ma lì non è un problema anche che i tombini che non ricevono, ci dovrebbe essere un lavoro... Le fognature sono molto vecchie, hanno anni. Ogni amministrazione fa una parte di fognature della città, ma per rifare tutto ci vogliono anni e anni e anni. Ogni quartiere viene sistemato, perché magari i tubi hanno una sezione piccola, le foglie ostruiscono, ci sono mille motivi. Obsoleti, insomma. Costano moltissimo mettere a posto le fognature, per cui ogni amministrazione, non questa, anche le altre, ognuno ci mette il suo di investimento. Non è facile, i cittadini poi si arrabbiano quando vanno sott'acqua, capita spesso. Quella è una zona proprio costantemente, fra l'altro sono caduti anche tantissimi alberi in quella zona lì, e poi ogni volta lì l'acqua davvero prende delle misurazioni quando piove, vero. Incredibile. Allora chiedevo appunto se era un problema che magari si può, anzi me lo chiedevano i cittadini, perché passando di là al benzinaio... Anche di rifacimento elettrofognaria, spesso e volentieri, è vero, c'è certe zone. Io sabato e domenica ho girato per i quartieri con Arturo, con la Chiara, con gli assessori, e c'era quartieri, sono 3-4 anni che la situazione è sempre così. È vero, quest'anno abbiamo stanziato parecchi soldi, ma non sistemeremo tutta la città. Però un po' alla volta, lo farà. Purtroppo. Va bene, noi ci fermiamo un attimino, andiamo in pubblicità, voi rimanete assolutamente con noi perché abbiamo tante altre cose da chiedere al sindaco di Padova, Sergio Giordani, e tra poco.